È diventato un caso mediatico quello del bimbo portato via a forza a Cittadella dal padre e dalla polizia. Manganelli ordina un'inchiesta interna. Si muovono anche i dirigenti scolastici nel Milanese contro i tagli dei bus a CTV e i genitori annunciano una protesta di massa. Presentata a Mestre la nuova auto elettrica con ore di autonomia e che si carica a casa come un cellulare, interessati gli enti pubblici. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia, ondata di indignazione in tutta Italia dopo la messa in onda del video che ritrae il caso del bambino di 10 anni portato via a forza dalla scuola elementare di Cittadella dalle forze di polizia. Il comportamento della polizia è stato oggi condannato da molti politici che hanno invocato l'intervento del governo. Anche il presidente dell'Osservatorio dei minori, Antonio Marziale, ha preso posizione sostenendo che sono state violate le regole dettate dal buonsenso e non è stato rispettato il bambino. Sconcertata anche l'associazione degli avvocati matrimonialisti che ha annunciato un esposto al Ministero della Giustizia affinché vengano accertate le responsabilità dei magistrati e delle forze dell'ordine. Si è difeso il questore di Padova Vincenzo Montemagno spiegando che è stato il padre a recarsi a prendere il figlio e ha chiesto aiuto agli agenti di polizia, di cui 2 donne. Era presente uno psichiatra e un responsabile dei servizi sociali. La patria potestà della madre era decaduta da 5 anni e quello di ieri era il 5º tentativo di sottrarlo alla madre. Nel frattempo però il capo della polizia ha avviato un'inchiesta interna. A Cittadella intanto alcune mamme oggi hanno organizzato una protesta davanti alla scuola. Infine Antonio Pipitone, il consigliere regionale dell'Italia dei Valori, ha chiesto di spegnere i riflettori sul caso che definisce delicatissimo e sul quale aveva depositato un'interrogazione sulla sindrome di Passa senza pubblicizzarla. Il senatore padovano Maurizio Saia ha preso invece le difese della polizia che è costretta ad intervenire dove i politici sbagliano. Hanno criticato i parenti del bambino per la spettacolarizzazione del caso che finisce per danneggiare soltanto il bambino. E a proposito di diritti negati dei minori, monta la protesta nel Veneziano e a Mestre per i tagli degli autobus a CTV. Ora a sostenere la battaglia dei genitori si aggiungono anche i dirigenti scolastici. Sentiamo. Trasporti scolastici, si muovono i direttori didattici. Alla rivolta esplosa tra studenti e genitori per i tagli ai bus della CTV nel Milanese, ora si aggiungono anche i responsabili degli istituti scolastici. Intere classi non giungono a scuola a Milano in orario come quelle degli istituti tecnici 8 marzo e Primo Levi e ogni giorno sono decine le giustificazioni depositate sulla scrivania dei professori e il ritorno a casa riserva le stesse difficoltà. Nella fascia delle 13 tra i più penalizzati ci sono gli studenti dell'Istituto Professionale dei Padri Giuseppini, gli ultimi a salire sugli autobus diretti a Salzano, Noale, Martellago e Scorzè. L'autobus delle 13:20 spesso non si ferma neppure. I dirigenti scolastici intendono chiedere un incontro con i vertici di ACTV e intanto i genitori stanno organizzando una protesta di massa. Sono sul piede di guerra anche i genitori degli studenti di Piove di Sacco. L'autobus delle 7:50 quando arriva a Lettoli è ormai pieno e molti studenti rimangono a terra. E non va meglio a Favaro, dove la nuova organizzazione delle corse ha creato disagi. È stata soppressa la linea 29 e sono state ridotte le corse delle linee 5, 19, 84 e del tram. Ai tagli del servizio di trasporto pubblico veneziano si aggiunge anche il guasto che sta tenendo bloccato il tram di Mestre. Sentiamo. Nuovi sviluppi sul fronte del guasto che tiene fermo il tram nel deposito di via Montecelo a Mestre. La rottura del cavo è stata causata da un giunto usurato. Proprio così, ad appena 2 anni dall'avvio del servizio, il giunto si è logorato, nonostante sia stato costruito per resistere almeno 20 anni. Questo è quanto riporta la perizia tecnica ordinata da PMV, ma ora si pone il problema di capire se anche gli altri giunti rischiano di cedere in poco tempo e dunque servono analisi di laboratorio. I giunti verranno cioè stressati e fatti invecchiare di anni in pochi giorni. Per far ripartire il tram, intanto si dovrà attendere la decisione della Commissione del Ministero dei Trasporti. Potrebbero essere chieste nuove verifiche. PMV e Comune di Venezia sperano però che da Roma arrivi il via libera allo stop, che dura ormai già da 10 giorni e che sta costando molto, dato che la CTV ha dovuto fornire un servizio sostitutivo con il personale impiegato con ore straordinarie.
A Venezia intanto è polemica sull'Arsenale e sulla retromarcia dello Stato che non intenderebbe più concedere al Comune di Venezia la parte demaniale della struttura. Il provvedimento deve ancora essere firmato dal Capo dello Stato e potrebbe anche essere stracciato. Il PD ha comunque annunciato che darà battaglia perché non intende lasciare che nell'Arsenale faccia da padrone il Consorzio Venezia Nuova, che ha bisogno della struttura per insediare le attività di manutenzione del Mose. E ancora una lite al bar per futili motivi, ma questa volta è spuntato un revolver. È accaduto nel Miranese. Fortunatamente uno dei contendenti è riuscito a disarmare l'altro e ha portato la pistola in caserma. La canna dell'arma aveva la matricola a brasa, caratteristica delle armi in dotazione della criminalità organizzata. I militari si sono recati a casa dell'uomo a cui era stata sottratta, un pregiudicato di 38 anni di Borbiago di Mira, e lo hanno arrestato per possesso di arma illegale. Ed ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 e anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia che si candida ad ospitare i prossimi campionati paraolimpici. Sentiamo. Jesolo si candida ad ospitare le prossime Paralimpiadi. L'idea di organizzare i campionati italiani per atleti disabili è degli albergatori jesolani che si sono subito rivolti al comune. Quale migliore occasione, infatti, per dimostrare che Jesolo è una città accogliente e a misura davvero di tutti. Settimana ecologica a Marcon, tra proiezioni e incontri sui temi dell'ecosostenibilità, spicca l'appuntamento di sabato 13 nel piazzale dello stadio, dove si terrà l'8ª edizione dell'Ecoscambio, mercatino del baratto. Domenica invece tutti in bici alla scoperta dell'Oasi Lipu di Gaggio e visita a una fattoria didattica. Torna la sfida in cucina a colpi di baccalà. La terza edizione del Festival Triveneto del Baccalà prevede 27 tappe e prenderà il via giovedì 11 ottobre ai Do Campanili di Cavallino Treporti. A rappresentare la ristorazione veneziana saranno anche la Melia di Mestre e la trattoria da Paetto a Pianiga. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, dove i residenti sono perennemente sul piede di guerra contro le prostitute. Terraglio a luci rosse. A Mogliano il fenomeno della prostituzione riesplode periodicamente, tanto che i residenti sono costretti a una continua sorveglianza. Nonostante la segnaletica di divieto e le retate di polizia e carabinieri, decine di lucciole sono rispuntate ancora una volta sul Terraglio, evidentemente un'ottima piazza. Un concorso fotografico dedicato alle pannocchie. L'idea è della società operaia di mutuo soccorso di Crocetta del Montello, che in questo modo intende aprire una finestra diversa dal solito sul mondo contadino. Lo scatto migliore sul mais sarà premiato con 500 euro. Le foto devono essere inviate entro il 15 novembre. Oderzo rende omaggio ad Andrea Zanzotto dedicandogli il 16° premio di poesia tra Peressina e Ottoboni. Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie di secondo grado e delle superiori, con la speranza di scoprire nuovi talenti del verso. Domenica 14 ottobre le premiazioni al centro ricreativo La Fontana. Andiamo infine nel Padovano, dove sono sempre più numerosi gli amministratori dei piccoli comuni che si decurtano i compensi. Chissà se il fenomeno avrà un effetto domino.
Il gettone di presenza dei consiglieri di Saletto è di un solo euro. A deciderlo è stato lo stesso Consiglio Comunale, che prosegue così un'iniziativa avviata nel 2011. Fino a 2 anni fa ogni consigliere aveva infatti diritto ad un gettone di 16 euro per ogni seduta consigliare. Si auspica l'emulazione. I lavori slittano di 1 anno, ma si faranno. Il cosiddetto dosso fra Este e Ospedaletto Euganeo sarà uno dei più estesi campi di pannelli fotovoltaici a terra dell'intera provincia. Il cantiere della megastruttura, potenza 4,99 megawatt, occuperà ben 32 ettari e dovrà essere allestito entro il 25 luglio 2013. Un censimento delle abitazioni sfitte e dei capannoni vuoti e un elenco pubblico delle disponibilità immobiliari. È quanto chiede l'Italia dei Valori a Maserà per mettere un freno all'espansione edilizia incontrollata. Il riferimento è soprattutto al progetto di costruzione di nuovi alloggi popolari. Forse non ce n'è veramente bisogno. Ed ora parliamo di auto elettriche. Sono la nuova frontiera delle case automobilistiche e la tecnologia sta facendo passi da gigante. È stata presentata a Mestre la nuova Opel Ampera, è la prima vettura elettrica ad emissioni zero e ad autonomia estesa, ossia senza i limiti di autonomia delle auto del suo genere prodotte finora. Vediamo. È stata l'auto ufficiale della Fiera del Levante 2012. La 76esima edizione ha scelto di dare una svolta ambientalista, presentando il primo motore con autonomia estesa, in grado cioè di coprire centinaia di chilometri e di aggredire anche la montagna. All'Hotel dei Pini a Mestre è stata presentata la Opel Ampera, a cura della concessionaria Gasparini. Erano presenti l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Ugo Bergamo, e i rappresentanti di Vega e Veritas. Anche gli enti locali e le società sono incuriosite dunque da quest'auto che si può caricare come un cellulare, collegandosi alla corrente di casa, in un momento in cui la benzina ha raggiunto cifre non più sostenibili. General Motors è riuscita a produrre un motore elettrico che fornisce autonomia almeno per 80 km e poi subentra un generatore che ne garantisce altri 500. Con l'avvento di questa macchina, tutte le macchine ibride e le elettriche pure diventano no sense car, nel senso praticamente che la vettura ibrida fa solo pochi chilometri, si parla di 1,5 km, 2 km o anche 20 km ma con prestazioni limitate, una tecnologia sopraffina ma che confronto alle prestazioni e l'autonomia di Ampera diventa un non senso. Come la vettura elettrica nuda e cruda non ti permette di sapere se torni a casa, con delle ricariche che vanno minimo da 1 ora e mezza, la cosiddetta carica veloce, alle cariche di 5-6 ore, per cui diventa una macchina utilizzabile. Per ricaricare una macchina elettrica? Nessuna, perché vanno tutte quante con le prese di casa, un 220 volt normalissimo, basta avere un po' di pazienza. Però con l'Ampera è l'unica macchina elettrica che potete andare su in montagna, o se dovete andare da Venezia a Milano a Roma non ci passate 2 volte perché è completamente autonoma. È una macchina che finalmente non ha manutenzione, se non praticamente quando lo dice lei, ma si parla di chilometraggi molto elevati. Addirittura quando frenate il motore elettrico diventa un CAS e ricaricate, e se scendete giù dalla montagna, da una discesa, vi ricaricate le batterie e tornate a casa a livello gratuito. Ed ora diamo uno sguardo al tempo per i prossimi giorni. Variabile con veloce passaggio di perturbazioni, momenti piovosi ma anche schiarite. Venerdì 12 ottobre, cielo coperto con possibili piogge di debole intensità, minime in risalita, massime in diminuzione, mare poco mosso. Sabato 13 ottobre, nuvoloso o molto nuvoloso con qualche goccia di pioggia, fenomeno in attenuazione, minime in calo, massime in rialzo, comprese fra i 14 e i 22 gradi. Domenica 14 ottobre, sempre nuvoloso con possibili piogge sparse, foschie e nebbie al primo mattino.
Lunedì 15 ottobre, nubi, schiarite e pioggia, in peggioramento, valori in lieve diminuzione. La marea di venerdì 12 ottobre è sostenuta, la massima alle 9:30 85 cm, la minima alle 3:10 5 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.